Ehi, ciao! Come va? Ma è elettrico? Elettrico? Elettrico! Non inquina, perfetto. Oh. Sì, se scacci push fai fotografie. Non inquina, ragazzi. Che cosa sta avvenendo? Sapevo che c'era una organizzazione dei ragazzi per una nuova sessione di pulizia della spiaggia e invece di mettere mi piace per dire che ci piace, veniamo perché ci piace e veniamo di persona. Tutto Esatto. qua. E l'onorevole che sta facendo? L'onorevole è semplicemente là. Ecco, bravo. Qua. Bravo. Ecco. Cosa sta facendo? Lo posso andare a intervistare? Secondo me sì, secondo me ne hai facoltà. Sì. Ne ho facoltà. Va Secondo bene. me sì, secondo me sì. Va bene. Stiamo pulendo le spiagge. Qualcosa di particolare ne hai trovate? Sì, Così, di tanto per tutto, fare il c'è- video. C'erano sedie, Tipo sedie, tutto, c'è giochi per bambini. Ho capito. C'è davvero No, tantissima immondizia. Venite. L'altra volta, Cioè, non so dove, invito. a Licate, ad Agrigento, c'è stata la mareggiata, hanno trovato la droga. Niente qua, panetti di hash, niente, vero? Queste cose niente. Ecco qua, tutte microplastiche, guardate, queste. Guardate quante microplastiche. Ma sapete perché sembra che ci sono sempre state, no? In realtà sì, però praticamente ora sono 20 anni, questi sono 20 anni di plastica intensiva, forse anche di più. E i risultati si stanno vedendo adesso. Probabilmente questo pezzo di plastica è una plastica di 40 anni fa, di quando c'è iniziato il boom della plastica. Si è accumulata quella di 40 anni fa, quindi siamo veramente in un punto di non ritorno. È pure vero che l'uomo sull'orlo del baratro cambia idea, va bene. Però per arrivare al baratro ancora ce n'è, quindi possiamo cambiare idea prima del baratro. Se proprio ci dobbiamo vedere con gli occhi il baratro. Ora dobbiamo prendere questo. Simo, com'è? Hai trovato qualcosa di particolare? Sì, 3 fustini. Guarda, Tre in 10 fustini. minuti guarda che abbiamo raccolto solo io e mia figlia. Devi stare attenta però che ad Agrigento hanno trovato i panetti di hash, sai? In mezzo al L'ho mare. sentita questa Se cosa. vedete qualche scatolino strano, qualche pacchettino Ma strano, qualcuno l'ho visto, non è che l'ho tirato. un ciao anche da. Come ti chiami? Da Simone. Un ciao da Simone. Simone e anche l'altro, dai, come ti chiami? Gianni e Simone. Ciao ragazzi. Ciao. Cosa sta avvenendo? Boh, la stessa domanda di Cubano. È una domanda, Così, tanto io è una domanda ampia, lo sai, no? sì, infatti, lei la faccia il dono A breve della andremo, sintesi. ti dico che a breve andremo a fare una diretta. Ah, a breve, una diretta. Una diretta, ti anticipo, sul museo, guarda. Ah, ma quindi a breve, nel senso non a breve, come si dice quando è breve subito o a breve domani, A dopodomani? breve oggi penso. Forse oggi, guarda. Al Tu lo museo. sai che il museo di Gela è che aperto cosa? o chiuso? Ma il museo oggi è che? Oggi È domenica, a parte le prime domeniche No, del mese, a parte allora, le prime domeniche. guarda, vedi c'è allertamento, quindi è chiuso. Quando c'è allertamento è chiuso. Probabilmente, poi non lo so se hanno cambiato l'ordinanza. No, vedevo che c'era un cartello bello grande. cosa? Chiuso. Per allertamento non è colpa mi creda, non è colpa dell'istituzione. No. Sembra a mettere. No, infatti, sembra mettere il dito sembra sulla piaga, sempre lì. cercare esatto il coltello della piaga. Cioè Vabbè, allora. non facciamo sempre i soldi. Allora, penso che era ma per- guardi, ma lo vede lei stesso che critica, Sta piovendo, sta venendo. Stamattina c'era non pure si può. brutto tempo, vento forte. Perché poi però- con le umidità delle scarpe le persone si danneggiano i reperti, Ed è bene non farli non entrare. si può fare.